I miei 5 posti preferiti a Venezia per lo street food. In questo video vi parlerò dei miei posti preferiti in cui mangiare qualcosa di economico e veloce. In primis partiremo da Piazzale Roma, dove accanto alla biglietteria degli autobus e di fronte ai Vaporetti c'è un bar in cui potrete mangiare dei tramezzini favolosi, tonno e uova, prosciutto e funghi, ma il mio preferito è il piccantino. Mangiati i tramezzini, ci spostiamo a 10 minuti da Piazzale Roma per portarci ai Tolentini, dove c'è il Baccaretto da Lele, grande circa 2 metri quadrati, conosciuto da tutti i veneziani e dai vicini universitari di architettura. Piccoli panini a €1 e un bicchiere di vino a 80 centesimi, uno tira l'altro. Volete sapere il mio record? Gonfi di panini, ci facciamo una bella camminata fino a Rialto, dove ai piedi del ponte di fronte ai Vaporetti c'è il mio amico Manuel che ha un bar che da veneziani è conosciuto come dal Mago G. Quando facevo le noti e lavoravo a Rialto, alla mattina presto andavo a prendermi dei panini ripieni con la pasta della pizza. Anche qua ci sono tramezzini di tutti i tipi e una varietà di panini molto buoni. Da Rialto in pochi minuti ci spostiamo in Calle della Bissa, in cui c'è il posto preferito da una mia amica che ci viene dall'America, la rosticceria Gislon, in cui si possono mangiare primi e secondi al volo, i soliti tramezzini, ma la rosticceria è conosciuta in tutta la città per le mozzarelle in carrozza, rigorosamente o con l'acciuga o con il prosciutto. Volete sapere il mio record? Da provare. Gonfi delle mozzarelle in carrozza, ci dirigiamo verso Santa Maria Formosa e prima di un ponte che porta al campo troviamo la mia pizzeria al taglio preferita, Chip Chap. In passato passavo ogni giorno dopo il lavoro e prendevo un pezzo di pizza, non riuscivo a passare senza fermarmi. Ho risolto solo cambiando strada. Pizza alta e molto buona con vari gusti, pomodorini, tonno, patate, pancetta, salmino piccante, le mie preferite, assolutamente da provare. Proseguendo poi arriviamo finalmente in Calle delle Rasse, dietro San Marco, frequentata da tassisti e gondolieri. E qua troviamo la birreria Frost, che è famosa per i suoi tramezzini con pane scuro, con ottimi ingredienti come manzo, porchetta, radicchio e tonno. Ottima la birra e buoni prezzi. Spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, condividete e vi ricordo che sulla descrizione del video ci sono dei link di Amazon di alcuni libri su Venezia. Se entrerete per quei link per i vostri acquisti, non necessariamente per i libri, potrete aiutare il canale senza spendere nulla in più.
Vi ringrazio. Iscriviti! 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 Iscriviti!